a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo una persona importante, per me importante, che è Matteo Gazzolo. Grazie per essere con noi, Matteo. Grazie a te per l'invito e un saluto a tutti. Ho scoperto Matteo da poco perché ho scoperto un bellissimo canale YouTube che vi invito a visitare, perché lui è un attore, figlio di un attore famoso, possiamo dirlo, un attore molto conosciuto, cioè praticamente una pietra miliare del teatro del Novecento, che è Nando Gazzolo, insomma penso che tutti lo conoscano. Ha fatto l'attore per tutta la vita, è un musicista per gli eventi che ci racconterà nella nostra intervista è anche un ricercatore spirituale, quindi il suo modo di fare teatro è molto vicino a quello che proponiamo noi della Libera Università, che è il teatro evolutivo. Se sei pronto, Matteo, io passerei subito alla prima domanda. Va bene, proviamo, vediamo che succede. Qual è, secondo te, la funzione dell'artista nel mondo che verrà? È una domanda gigantesca. Quanto tempo hai a disposizione? Quello che vuoi in realtà, le nostre sono interviste brevi, però insomma prenditi il tempo che ti occorre. Allora, io credo che la funzione dell'artista nel mondo che verrà è la stessa identica che l'artista ha sempre avuto, da sempre. Non c'è differenza, per quanto nel nostro tempo sia del tutto fraintesa, sia stato proprio operato uno spostamento, diciamo, una trasformazione della funzione dell'arte. Facciamo un esempio immediatamente relativo al teatro. C'è una grossa differenza tra intrattenimento e spettacolo. Sono due cose nettamente differenti. Uno svago uno spettacolo può essere anche svago, può essere anche intrattenimento, ma non è detto che l'intero spettacolo sia questo, che sia solo intrattenimento e svago. Mentre se io invece di chiamarlo spettacolo lo chiamo intrattenimento, è soltanto quello. E ovviamente non assolve più alla funzione dell'arte. Che cos'è l'arte, quindi bisognerebbe chiedersi? Ed è una domanda estremamente complicata. Estremamente complicata perché noi sappiamo benissimo che le fonti, anche storiche e archeologiche, ci raccontano di una arte che è sempre esistita. Abbiamo, no, le caverne delle epoche primitive, del Neolitico, con tutti questi disegni, a volte disegni di una bellezza ancora oggi straordinaria. Superata. In certi casi sì, ci sono delle grotte in Francia di cui mi sfugge sempre il nome, meravigliose, dove ci sono delle pitture rupestri modernissime, diciamo, pittori ultramoderni cercano di dipingere un po' in quella maniera lì. Esatto. Allora, perché arriva l'arte all'interno dell'evoluzione degli esseri umani? E il discorso è lunghissimo e complicatissimo, perché risale sicuramente a quei tempi che potremmo definire di metastoria, cioè una storia non scritta, non documentata. All'origine della nostra evoluzione, all'inizio della nostra evoluzione, l'essere umano, questo dicono le fonti di ricerca spirituale, l'essere umano era completamente fuso con il mondo spirituale. Scendere e incarnarsi sulla terra significava vedere in continuazione le forze del mondo spirituale, le forze e gli esseri del mondo spirituale, e quindi potersi orientare senza una scienza, senza una cultura, senza conoscenze strutturate,
l'uomo primordiale sapeva esattamente quale frutto mangiare o come procurarsi del cibo, come scaldarsi, come assolvere a tutte le funzioni necessarie alla vita sulla Terra, proprio perché vedeva le forze dietro a tutte le cose che esistono e quindi sapeva se quel frutto era buono, perché ne vedeva le forze e quindi sapeva esattamente che poteva mangiarlo. Ad Mi un stai certo dicendo punto, che nel futuro arriveremo anche a questo di nuovo? e magari dopo ne parliamo, sì, certamente, ma questo sta già succedendo. Questo sta già succedendo in tutto il mondo, non a migliaia, ma a milioni di persone oramai, che cominciano a ritrovare l'esperienza diretta della visione delle energie, delle forze degli esseri del mondo spirituale. Questo sta già succedendo. In una epoca assolutamente lontanissima, non documentata dalla storia, dall'archeologia, l'uomo comincia a perdere la visione diretta delle forze e degli esseri del mondo spirituale. Lo deve fare per necessità. L'uomo deve evolversi per sviluppare la libertà e l'amore. E dovendo sviluppare queste due cose si deve separare dal divino. Quando siamo sulla Terra, il divino si ritrae dal limite che è stabilito dal nostro libero arbitrio. Cioè, se io voglio disinteressarmi del divino, posso tranquillamente disinteressarmi del divino. Questo sulla Terra ci è garantito perché il divino si è ritirato dalla nostra esperienza diretta. Se invece fossimo rimasti tutti quanti, diciamo il termine corretto, chiaroveggenti, cioè con la visione chiara delle forze degli esseri spirituali, la nostra libertà di azione qui sulla Terra sarebbe stata sempre inderogabilmente condizionata da questa visione, perché avrei visto questi esseri, avrei visto queste forze e avrei detto quello non va bene farlo, questo è pericoloso, questo è sbagliato, questo non è giusto. Per esempio, se io vedessi direttamente l'aura umana di una persona a cui sto facendo del male, vedrei il suo dolore fisicamente rappresentato nell'aura e sarebbe un po' più difficile fargli del male, perché io mi renderei conto non soltanto del suo dolore fisico, ma anche degli esseri spirituali che io chiamo e che io produco e che scaglio addosso a quella persona. Per cui fare del male ad un'altra persona significherebbe sentirsi schiavi di esseri che compiono il male attraverso di noi e quindi lo eviteremmo. Certo. Per lasciarci totalmente liberi di fare le nostre scelte, il mondo spirituale si è ritirato dalla nostra esperienza e l'uomo lentamente ha cominciato a perdere la visione chiaroveggente. Il primo tentativo degli esseri umani, sotto la guida dei famosi 7 santi rishi dell'antica India paleo-indiana, migliaia di anni prima che fossero scritti i Veda, per cui parliamo di una epoca lontanissima, perché i Veda sono datati a migliaia di anni fa, cioè, per cui è veramente una storia molto lontana nel tempo. I 7 santi rishi cominciano ad insegnare all'umanità lo yoga. Lo yoga serviva all'umanità per ritrovare la visione chiaroveggente. Quando un essere umano che si sentiva perso solo in questo mondo fatto di materia, buio, dove il corpo è pesante, limitato, si sentiva staccato quindi dagli esseri e dalle forze dello spirito, il che era molto pesante perché il ricordo del mondo spirituale allora era fortissimo e il distacco non è avvenuto all'improvviso, ci si è distaccati lentamente ed è stato sempre più difficile, sempre più pesante essersi staccati. Allora i 7 santi rishi insegnarono lo yoga e c'erano, e ci sono ancora perché la tradizione ce le ha tramandate, c'erano posizioni yoga e respirazioni per fare tutte le cose, per vedere tutti i tipi di energia, tutti i tipi di esseri che l'uomo voleva tornare a vedere. Ovviamente la costituzione dei corpi sottili dell'uomo paleo-indiano, chiamiamolo così, gli permetteva di mettersi in posizione, fare alcuni respiri e accedere immediatamente alla visione diretta di queste forze. Oggi
non è assolutamente più possibile fare questo. Conosco rarissimamente persone che fanno lo yoga, che vedono gli esseri e le forze spirituali grazie al fatto che fanno lo yoga, perché nel frattempo è mutata la disposizione dei nostri corpi sottili, il corpo fisico è diverso da allora, il corpo eterico, corpo vitale è molto diverso da quello di allora, il corpo astrale o anima, si può chiamare, ovviamente le diciture sono vaghe, o dipendono insomma dalle scuole a cui si fa riferimento. Il corpo astrale era molto diverso e anche l'io superiore o sé superiore, o chiamatelo come volete, era molto diverso. La disposizione, la forma e anche le capacità di questi corpi sottili erano molto differenti. Qui arriva l'arte, in questo quadro arriva l'arte. L'essere umano non ha più l'esperienza diretta, chiaroveggente del mondo spirituale, ma diciamo di concerto con i mondi spirituali si dà o gli viene data, e sono entrambe le cose per questo, si dà l'arte, si inventa l'arte, o meglio, di concerto con il mondo spirituale si sviluppano delle arti. Sicuramente le prime arti che si sviluppano sono quelle del canto, della danza, della parola, poi arriverà la pittura, poi arriverà la scultura. Abbiamo ancora testimonianze fantastiche, no? Delle strutture megalitiche, menhir, dolmen, templi, eccetera, che erano vere e proprie arte. Tutto questo prosegue di pari passo con l'evoluzione dell'umanità e tanto più l'uomo perde pure il ricordo del mondo spirituale e ovviamente della visione diretta, tanto più si sviluppa l'arte. Cioè, vanno proprio di pari passo queste due cose e vediamo evolvere sempre di più l'arte, tanto più si perde anche solo il ricordo del mondo spirituale. Quindi l'arte è un anello di congiunzione fra la materia e lo spirito. Assolutamente, è un'esperienza dello spirito che un uomo che vive nella materia, nella dimensione materiale, può fare direttamente. Quando l'uomo immagina, quando l'uomo sente, quando l'uomo intuisce, sta sempre facendo un'esperienza dello spirito. Chiaro, chiaro, perché questa è una delle cose che insomma con gli scienziati materialisti si potrebbe discutere all'infinito senza mai venirne a capo. Mettimi un po' un pensiero in una provetta. Sì, certo. Se io sto immaginando un albero, metti un albero verde su una bella collina, facilissimo immaginarlo, chiunque lo può immaginare in un solo istante. Dove sta quell'albero? Sta in qualche punto del mio cervello, c'è un neurone dove c'è un alberino piccolo, 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 piccolo che io vado a toccare e allora vedo l'albero che ho dentro la mia testa? No, No. purtroppo no. Quindi l'esperienza di immaginare è già una esperienza sovrasensibile. Però tutta questa meravigliosa, diciamo, lettura che tu dai, devo dire veramente straordinaria per la semplicità con cui si afferra tutto l'enorme concetto dell'arte, è proprio il contrario di quello che stiamo vivendo oggi. Nel senso che oggi l'arte, scusa il termine, è una prostituta, cioè viene usata per veicolare roba indecente. Sai cosa dice William Shakespeare? Il Ecco. potere vuol l'arte imbavagliata. Caspita. L'estro appassisce, ucciso dal saccente. La saggezza che splende è puro fiato e il bene è servo, è diventato niente. Questo era il 600 e Shakespeare è diretto, è chiarissimo, chiarissimo nella sua analisi di come stanno le cose. Di come stanno ancora le cose. Come stanno? Beh, Shakespeare è il primo autore che disegna
nella sua opera è un uomo assolutamente moderno, assolutamente attuale. Amleto ne è il prototipo perfetto, ed è molto interessante vedere questo prototipo disegnato in Shakespeare, perché c'è un continuo rapporto con la visione spirituale diretta. Non è che per caso o per pura fantasia ad Amleto appare lo spirito del padre, che è onnipresente in tutta la tragedia ed è ricorrente ed è sempre accanto a lui. Credo ci fu una regia molto bella di Aimuntas Necrosius, dove il personaggio del padre di Amleto era sempre in scena. Era sempre accanto a lui, perché è molto giusta come lettura, è una presenza onnipresente, scusate il gioco di parole. Quindi l'uomo si dà l'arte come veicolo per rimanere accanto al mondo spirituale, per averlo sempre presente come esperienza interiore, malgrado l'occhio fisico non veda il mondo spirituale, ma attraverso l'arte, attraverso la immaginazione, il sentimento e la intuizione, che sono le qualità, le facoltà degli artisti, se ne può fare esperienza diretta. Io ricordo, per esempio, mi capitò alcuni anni fa, parecchi anni fa adesso, è passato un po' di tempo, ed è importante anche che sia passato del tempo, di avere ascoltato in un grande teatro in Norvegia, mi trovavo in quel momento, la famosa Nona Sinfonia di Beethoven, eseguita dal vivo da un coro di 200 elementi e l'orchestra. È un'esperienza sublime. Tu puoi anche non essere credente, non essere chiaroveggente, non studiare spiritualità, essere ateo nichilista anche, puoi essere agnostico, quello che ti pare, ma l'esperienza che ti fa fare quella roba lì, quando te la eseguono fisicamente davanti, proprio addosso, si potrebbe dire, quando arriva la parte finale, c'è questa esplosione dell'inno alla gioia, ti segna per sempre. Se hai un minimo di sensibilità ti resta fortissima l'impressione: un uomo solo, con la sua piccola matita, scrivendo su dei fogli, ha fatto questo. Cosa aveva questo omino con la sua matitina dentro di sé per poter fare questa cosa immensa? O che so, la Cappella di Sistina di Michelangelo, stessa roba. Un uomo solo si è messo lì e ha fatto queste robe. È un'esperienza dello spirito che ci lascia ancora a bocca aperta. L'uomo moderno, l'uomo attuale, che è materialista, scientifico materialista e computativo, traduce tutto in più, meno, sopra, sotto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e tutta la lettura della realtà si ferma a questo, però quando va, che ne so, Roma, San Luigi dei Francesi, a vedere la conversione di San Matteo di Caravaggio, gli prende un colpo. Io vado sempre, quando sono a Roma, vado a San Luigi dei Francesi a vedere sto Caravaggio, perché tutte le volte è un'esperienza meravigliosa, e è molto bello stare lì, perché io vado e mi trattengo un po', sto una mezz'ora, sto un po' di tempo, perché mi piace starci un po' accanto. È bellissimo vedere, perché arrivano turisti in continuazione che devono mettere la monetina per accendere le luci, no? E ci sono le persone che sicuramente vedono il quadro per la prima volta nella loro vita, lo vedono dal vivo, presente, e piangono. Non è raro andare a San Luigi dei Francesi, vedere uno che mette la monetina, si gira, vede quella roba lì e gli vengono le lacrime agli occhi. Da dove vengono quelle lacrime? Perché? Che cosa c'è oggettivamente? Il materialista dovrebbe dirmi che c'è una tela con dei colori e basta. Ma c'è qualcos'altro? C'è una visione, appunto, che chi fruisce dell'arte, anche se non lo sa, anche a livello subliminale, intuisce. Intuisce, e quello gli porta una emozione che non è mai razionale, perché le emozioni non sono razionali, e ne fa esperienza del mondo spirituale. Quindi da lì viene l'arte,
E questa è la funzione dell'arte, tenere l'essere umano vicino al mondo spirituale per esperienza diretta. Diretta. Ma mi viene, visto che abbiamo detto che oggi questa cosa, vivendo noi questo periodo, questa fine, perché per me è già finita, questa fine materialismo, c'è questo risveglio, la gente ha sempre più bisogno di fruire, sempre più gente, no? Sta cercando questo contatto, di ritornare a questo contatto, io lo vedo col lavoro che faccio. La domanda che invece mi viene spontanea parlando del passato, ma tu quando ti sei accorto, visto che comunque hai masticato arte da prima che nascessi, posso dire, no? Sei nato nell'arte, quindi ti sei scelto una famiglia che ti ha dato latte e arte, va bene? Ma quando Certo. ti sei accorto di questa differenza fra un'arte di intrattenimento e invece un teatro evolutivo? C'è un evento, un avvenimento che ti ha fatto fare questo switch? Sono tanti, Sono tanti. sono tanti gli elementi di questa cosa, perché ci è voluto molto tempo per me per arrivare a cogliere questa differenza, per arrivare a capire che cos'era l'arte. Io sono nato, sì, in una famiglia di artisti, ma anche in una famiglia che culturalmente potremmo dire assolutamente inserita nel nostro tempo, in quel agnosticismo, boh, chissà come sarà, chi lo sa com'è, ma nel dubbio sai che ti devo dire, boh, insomma, si è sempre rimasti ai confini, molto ai confini della spiritualità, anche al confine della religione, perché diciamo, i miei genitori non frequentavano chiese o messe o niente di tutto ciò. Quindi io non ho ricevuto da loro gli strumenti per fare questo passaggio ad una visione diversa dell'arte. Ne ho dovuto fare esperienza. Ne ho dovuto fare esperienza molto anche dolorosamente. Da una parte della mia anima senz'altro è sempre stata molto sensibile, per cui di fronte a determinate opere, moltissimo opere musicali, perché, la musica ha il vantaggio rispetto ad altre arti di non avere alcun bisogno di traduzione. Non c'è bisogno di traduzione culturale. Io posso sentire anche una musica classica giapponese lontanissima dalla mia cultura e avere immediata esperienza di quella emozione senza alcun bisogno di capire che cos'è, cosa sta dicendo, cosa significa o perché. Come invece a volte, sai, con l'architettura, con la pittura, ovviamente con la parola, insomma con altre arti, può essere più difficile. Um, quindi io avevo questo animo molto sensibile verso la musica, e ero legato all'idea del teatro e lì mi sono scelto il papà giusto ovviamente, eh, perché la parola è musica. Sì. La parola è musica, la parola è puro canto. Il canto come Dante, il canto come Leopardi, che poi i poeti non scrivono più i canti oggi, di fatto perché il materialismo ha distrutto questo aspetto della poesia, che non canta più, e io di fatti ho difficoltà oggi a riconoscere la poesia che non canta come poesia. Mi sembrano dei pensieri dell'artista, ma a volte intelligentissimi e profondissimi, ma siccome non canta, vedo una grossa difficoltà ad utilizzare quella poesia per collegarmi con il mondo Certo. spirituale. Tant'è vero che molta di questa poesia che non canta è psicologia. Parla di inconscio, parla di ciò che non vedo, parla dei nostri limiti, ma non parla di spirito, cioè non si eleva ad un livello più alto di visione dell'uomo e del mondo, rimane ancorata al mio problema, ai miei patemi, ai miei Vibra dolori. basso, diciamo, Rimane vibra sempre, basso. sì, esattamente, ad un livello non, il poeta non si alza, come invece facevano tanti poeti, guardavano da più in alto Mh. e ci descrivevano da più in alto quello che stava accadendo a loro
o ai protagonisti delle loro opere. Certo. Quindi mi sono trovato ad avere una estrema sensibilità per questa musica, per questa bellezza, e però ad entrare in un mondo, il mondo degli attori, del lavoro vero e proprio, dove tutto questo non esisteva, nella realtà dei fatti. Io ricordo quando io ad un certo punto smissi completamente di fare televisione, cinema, 1992, perché non ne potevo più, perché veramente non rispondeva ai miei bisogni interiori, e anzi era una sofferenza, e feci una lettura di poesie di Jorge Luis Borges, tratta dal libro di sogni di questo immenso autore argentino, splendido, che io adoro profondamente. E mi ricordo che feci sentire questa lettura di Borges ad alcuni miei colleghi amici, dicevano: ma che stai a fare? Ma che è sta roba? Ma che te serve? Ma non ci fai mica i soldi? Ma che te frega di sta roba? Ma lascia perdere, ma sei scemo? Io però ho fatto esperienza tanta, appunto, in cinema e televisione, conosco molto bene l'ambiente, e soffrivo troppo nell'alternativa che mi davano loro. Ricordo una roba fatta in televisione, in Rai, non cito nomi perché non sarebbe corretto, non sarebbe giusto, uno degli ultimissimi lavori che ho fatto in Rai, che immagino essere stato 89, 90, qualche cosa del genere, quindi si parla di parecchi anni fa oramai. No, io poi decisi proprio di non volerne più fare, me ne tirai proprio fuori. Io dovevo fare credo un poliziotto, qualche cosa, però era un poliziotto che aveva un qualche cosa di particolare, perché era il più giovane della sua squadra, insomma aveva delle caratteristiche che avrebbero anche potuto essere interessanti da sviluppare, ma io non riuscii mai a parlare col regista di questo poliziotto che dovevo interpretare. E ricordo che il primo giorno di lavorazione mi presentai con il mio bel copione, con la massima ingenuità, davanti a questo regista, e gli dissi: vai, senti, non ci siamo visti mai, adesso dimmi chi è questo personaggio, che cosa deve fare secondo te? E lui mi diede una risposta da manuale, proprio, che mi è rimasta Immagino. stampata dentro. Disse: guarda Matteo, il personaggio è facilissimo, non ci sono problemi. Allora, guarda, tu fai 3 passi, vai fino alla finestra, ti accendi la sigaretta, ti giri e mi dici la battuta. Questa era la sua analisi del personaggio. Cioè non c'era assolutamente nulla. E che io volessi interpretare un personaggio, dargli un certo carattere, che so, un accento particolare, dei tic, Serve. quello che qualunque non gliene fregava proprio niente, No, certo che no. non ha proprio colto, ma l'ha fatto in buona fede, eh? Certo. Cioè, Guarda, proprio non gli è proprio nemmeno sfiorato lontanamente che ci potesse essere l'idea di costruirlo un personaggio e di fare un'interpretazione. Io rimasi così terribilmente deluso, perché ne avevo viste tante, ne ho viste veramente di tutti i colori, cose che non mi sono piaciute, soprattutto io in quegli anni ero giovane ancora, avevo meno di 30 anni, e io volevo imparare a recitare. Capivo che c'erano degli attori molto più bravi di me, che prendevano un testo in mano ed erano in grado di fare delle cose meravigliose con questi testi, perché li sentivo in teatro, perché andavo molto spesso a sentire spettacoli e sapevo che erano, e io volevo imparare questa arte. Ma stando in un ambiente di lavoro così come l'ho descritto, questo non era certamente possibile. Quindi mi chiaramente. ero iscritto a tutta una serie di seminari, ho frequentato tutta una serie di insegnanti, tra cui ricordo con grandissimo affetto Beatrice Bracco, che era una grandissima insegnante e che ovviamente, guarda caso, parlava anche lei di spiritualità. Sono successe tante cose nella mia esistenza. Tu hai accennato ad una mia esperienza particolare prima, mentre parlavamo prima di questa puntata, che magari potrei accennare adesso se hai voglia.
Sì, certo, è Prego. molto importante perché, voglio dire, comunque ha cambiato o ti ha dato delle conferme rispetto a tutta un'altra piega che ha preso la tua vita, potremmo dire, no? Sì, è successo molto prima perché io avevo 20, 21 anni, quindi è successo molto prima. Io poi ci ho messo molto tempo a capire che cosa fosse successo. E io sono ad un bel giorno, uscendo dalla doccia nella maniera più normale possibile, mentre mi mettevo l'accappatoio, quindi veramente nulla, non stava succedendo niente di speciale, non ho avuto incidenti o cose particolari, però ho perduto conoscenza in quel momento. Ho perduto conoscenza, questo secondo i medici. Ho perduto conoscenza e sono crollato a terra e non ho risposto più. Dopo non so quanto sarà stato, mezz'ora che stavo chiuso nel bagno, mio fratello sfondò la porta, cercò di rianimarmi, non ci fu verso, e chiamarono un'ambulanza e cercarono di rianimarmi, non ci fu verso. Quindi eri proprio in coma, eri E proprio io in coma. ero proprio andato, sì. Ero Mh. andato, mi portarono in un grande ospedale romano in terapia intensiva, attaccato a una serie di macchinette, sonde, cose, E quanto tempo sei stato in coma? i pensa che è così particolare, questa storia, che io non so esattamente se sia stato 1 giorno, 1 giorno e mezzo, 2 Caspita. giorni. È stato un certo periodo, che potrebbe essere 1 giorno e mezzo o 2. Okay. Immagino lo spavento della tua famiglia. E certamente, e anche il mio ovviamente, perché io poi quando mi son svegliato, mi sono svegliato in un reparto di terapia intensiva. Vero. Puoi immaginare che cosa sia, cioè ci sono le persone che stanno malissimo, alcuni stanno morendo, sono attaccate a delle macchine salvavita ed è una cosa molto, molto difficile. Io sono rimasto in questo reparto per 15 giorni, sebbene poi io quando mi sia svegliato io stavo assolutamente bene. Ehm, Chiesi al medico che cosa mi era successo e il medico mi disse: "Lei ha perso conoscenza, è stato in questo stato, diciamo, è stato ricoverato perché non mi svegliavo e quindi ero in coma". Cioè non era uno svenimento chiaramente. Povero. È stato ricoverato, ha perso conoscenza, adesso cercheremo di capire che cosa è successo. E in quel momento io ebbi l'ardire, ma spontaneamente, perché ero assolutamente ingenuo e impreparato a queste cose, di dire: "No, guardi, io non ho affatto perso conoscenza. Anzi, volevo cominciare un po' a raccontare l'esperienza che avevo avuto", ma il medico mi interruppe immediatamente, cambiando completamente espressione e cominciando a dire se io avevo mai avuto turbe mentali, problemi, se usavo droghe, eccetera, eccetera. E quindi io mi spaventai moltissimo di questa reazione del medico e dissi: "Guardi, io non so assolutamente quello che è successo, voi siete scienziati, fatemi tutte le analisi possibili e immaginabili per capire che cosa c'è". La cosa incredibile di questa storia è che loro per 15 giorni mi hanno fatto tutte le analisi possibili e immaginabili. Io le ricordo alcune pure divertenti, perché con tutti gli elettrodi nella testa, con la bicicletta, con la prova di sforzo, ho fatto gli elettroencefalogrammi più volte. In questi 15 giorni, 2 o 3 volte feci questa cosa, analisi del sangue, cuore, polmoni, m'hanno guardato. Non è risultato nulla, stavi benissimo, sano come un pesce. Ero sano come un pesce. Tanto che io aspettavo sempre che da una di queste analisi, visto che mi tiravano il sangue tipo 3 volte al giorno e stavo in un posto, nell'altro, in quell'altro ancora, qui e là, andavo da un reparto all'altro per fare analisi, e io mi aspettavo sempre che dice: "Ah, abbiamo trovato una malfunzione", che ne so, malfunzionamento delle rene, di quello che ti pare, di quello che vuoi. E il cuore stava bene, il cervello stava bene, i polmoni stavano bene, il rene stava bene, l'intestino, stava tutto bene. E ad un certo punto io dissi proprio al medico: "Senta, se tutte le analisi dicono che io sto bene, che ci faccio qui? Perché se voi non trovate niente io me ne voglio andare a casa, perché stare in terapia intensiva è scomodo, Mh. non è una passeggiata". In più stavo sempre bene e loro scrissero, credo, una diagnosi fittizia, un'alterazione di qualcosa fittizia, per giustificare il fatto che io fossi stato lì 15 giorni, ma io di fatto, perché lo ricordo con certezza, perché io firmai per uscire apposta, dopo averne parlato col medico,
Io sono uscito in realtà da questa terapia intensiva senza diagnosi, completamente senza diagnosi. L'esperienza che ho vissuto è molto complicata, è molto difficile da descrivere, perché non è stato un distacco completo dei corpi eterico ed astrale, quindi mi sono trovato un po' in un limbo, in una via di mezzo, è un po' complicato da descrivere. Ma la cosa importante è proprio quella che io dissi al medico, ed è quella che io ho continuato a ricordare sempre con grande precisione, e cioè io ero Matteo. Malgrado il mio cervello nel corpo fisico mostrasse solo le attività vegetative, cioè minime, io ho avuto intense esperienze dall'altra parte. Io pensavo compiutamente, io ragionavo, io interloquivo in maniera anche complessa, perché mi trovavo in una situazione per me del tutto sconosciuta, nuovissima, e non capivo che cosa mi stesse accadendo. Quindi io ho avuto una forte attività di pensiero, di emozione, di sentimento, di intuizioni che sono sorte in quel momento, che non sono minimamente state registrate dagli strumenti che avevo Certo. appiccicato addosso. È per questo che il medico diceva che io avevo perso conoscenza, e io invece dicevo che non l'avevo persa la Ma conoscenza. chiaramente ripeto, è inutile che ci dici tutta l'esperienza, perché penso che ci vorrebbe un Ci incontro vorrebbe troppo tempo. dedicato, Sì. ma quello che ne hai tratto da questa esperienza, in Allora, è sintesi. un po' è parallelo appunto con l'esperienza dell'arte. Così Sì, come io mi confrontavo con l'arte del nostro tempo, che è un'arte senza spiritualità, svuotata dei contenuti più alti, al tempo stesso cercavo la risposta a ciò che mi era successo dalle fonti del nostro tempo, e quindi certo. neuroscienziato, lo psichiatra, e che ne so, quello che ho visto psicologi, psichiatri, ho visto di tutti i colori, e a tutti ho fatto la descrizione di ciò che mi era accaduto e chiedevo una risposta. E ovviamente ogni volta mi rendevo conto che non sapevano di cosa si trattava, e mi dicevano delle sciocchezze, delle frasi fatte, standardizzate, che si dicono in questi casi quando non si conosce l'esperienza di cui si parla, e si dà una spiegazione generica. Tanto era generica la spiegazione che io venivo ogni volta da loro, cercavano di dissuadermi dal Immagino. continuare a pensare a questa cosa, di non occuparmene. E È io chiaro. ad un certo punto ho cominciato pure a dargli retta, perché io ero molto giovane ed ero molto inesperto, non avevo gli strumenti per orientarmi in queste cose. Poi allora non c'erano tutta questa spiritualità in giro come c'è oggi, era molto diversa la situazione, quindi era difficile avere dei riferimenti. E, però io non riuscivo a cancellare proprio questo dato che ti ho detto. E cioè, io posso anche avere avuto delle allucinazioni, dicevo a me stesso, forse sono sbagliato, forse sono matto, dicevo a me stesso, però io pensavo, io ero Matteo, io ero lucido, e questo Certo. non potevo mentire a me stesso su questo punto. Non potevo dire che, vabbè, chissà che sarà stato forse una stranezza. No, io ero proprio lucido, e non potevo rimuovere questa informazione, questa lucidità estrema con cui ho vissuto quell'esperienza. Quindi non mi potevo mentire e non Hai potevo cancellarla. hai Non impiegato potevo molto per comprendere questa esperienza, mi hai detto, no? Ho impiegato molto. Ad un certo punto, in una settimana, due amici, un amico e un'amica, non certamente per puro caso, ma perché il cielo ci guida sempre a fare quello che il cielo vuole che noi facciamo, o meglio, non che vuole che noi facciamo, ci indica delle strade. Mi regalarono 2 libri diversi di Rudolf Steiner, e per me fu un'esperienza scioccante, perché io ero travagliato, pensavo di essere un po' bislacco e strano de testa. Oramai mi ero quasi convinto che avessi avuto un'esperienza strana e che c'era qualcosa in me Che non che andava. forse non andava. E invece, leggendo i libri di Steiner, in particolare uno, La scienza occulta nelle sue linee generali, per Hai me fu avuto delle risposte, una rivoluzione, una certo. rivoluzione. Io mi fermerei qui. Sì, sì, sì.
Io mi fermerei qui. Ah, Sai perché? fammi Perché aggiungere vedo solo una cosa. sì. Questa esperienza è la stessa identica che ho avuto con l'arte. Ad un certo punto è arrivato un salto, per cui ho detto: "Basta, basta. Quella non è arte, è commercio, è un'altra cosa, è produzione, è soldi, è carriera, è successo, tante altre cose, ma non è arte, cioè non è spiritualità". Io guarda, se me lo concedi vorrei fare una seconda puntata di questa intervista perché c'è un mondo dietro Sì, e quindi, promettimi che ci rivediamo per fare un molto non l'ho volentieri. chiesto a nessuno dei miei intervistati, lo chiedo a te perché veramente siamo all'inizio, diciamo, di tutto quello che possiamo ancora dare ai nostri followers su questo passaggio fra un'arte, mondana ed un'arte spirituale. E certo, Quindi ti ringrazio tantissimo, e niente, vi prometto che ce l'avremo presto per avere u un prosieguo di questo meraviglioso racconto. Grazie Matteo, buona grazie a te, giornata a grazie a tutti. tutti. Ci rivediamo presto con Matteo e con altri ospiti. Grazie.